Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta, siamo tornati a casa, siamo in diretta dal Palabonini di Cinque Frondi per trasmettervi un altro match del girone di ritorno di campionato nazionale di Serie B. Oggi si affronteranno la pallavolo Jolly Cinque Frondi e volley Modica. Qui con me come sempre Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati, ben ritrovati. Una Jolly che cambia, abbiamo visto subito un occhio sulla maglia di Mateus Dallagnol, preso dai problemi con la spalla. Se Renato si abbassa così non vediamo la sua testa, grazie. Mateus Dallagnol in maglia rossa e quindi in funzione di libero. Torna Chillemi alla banda, quindi uno scambio di ruoli. Rientra nel suo ruolo principale Giovanni Chillemi, richiamato dopo ottime prestazioni come libero. Ricordiamo, io ho visto l'alzata fatta a Lamesia, Gabriele, sì. È un'alzata perfetta, quindi potrebbe anche indossare la maglia dell'alzatore, Gabri. Gli arbitri dell'incontro, il primo Antonio Gaetano, il secondo Giovanni Rizzica. Sì, Antonino Gaetano e Giovanni Rizzica. Start and six Modica, il numero 2 Curridori, il numero 6 Battaglia, il numero 9 Pappalardo, l'11 faccia conosciuta Dionisio Di Pasquale, il nostro ex, il 12 Vitanza e 17 Modica. Libero dovrebbe essere assenza. La Jolly Cinque Frondi. Samuele Aprile. Numero 17 numero 7 Alessandro Bellucci. Numero 9 Alberto Limberger. Numero 10 il capitano Giovanni Chillemi. Numero 14 l'opposto Domenico Laganà. Numero 17 Nicolas Nardi con il suo nuovo taglio di capelli. E libero, lo ridiciamo, libero Mateus Dallagnol. Palazzetto stavolta non è del tutto pieno, colpa della Juventus che gioca alle 18. Tutto pronto, manca solo il fischio dell'arbitro. Intanto avete sentito una nuova sigla. Ringrazio il mio amico Cristian Spina, in arte DJ Spina. Potete contattarlo su Facebook se avete bisogno di jingle musicali. Parte in battuta la Jolly Cinque Frondi. Samuele Aprile al servizio, il centrale polistenese. Tutto pronto, riceve il pallone Samuele Aprile, si può iniziare, facendo anche il secondo arbitro, manca solo il servizio. Eccolo Samuele Aprile sul libero, inizia bene la Jolly con un ace sporco di Samuele Aprile. Non aveva la giusta mira delle spalle, il libero assenza. Una 0 Jolly, ancora Aprile al servizio. Sempre su assenza, questa volta è una bella Muro di Nardi. Stato bravo qui Nardi a prima a dare fastidio all'alzatore, poi a murare l'attacco del centrale. Modica. Ancora Samuele Aprile. Su Dionisio Di Pasquale, sì. Questa volta e Dionisio assenza. Bellucci, Nardi in alzatore. Abbiamo già visto Nardi nella sua doppia ultima dell'ultima partita. Sì, alla mezza abbiamo visto una doppia e si sa, i centrali non sono adatti ad alzare. 2-1
Modica che adesso va al servizio. Giovanni Chillemi e Nardi mette giù. Bellissima questa palla spinta di Nicolas Nardi in centrale, fa valere i suoi centimetri. Sì, salta. Mentre il centrale del Modica era in discesa. Nardi purtroppo per loro salta parecchio. 3-1 al servizio Laganà. Dionisio Di Pasquale. Forte Laganà con la sua jump spin, mira ancora la zona 5 del campo del Modica e pesca in pieno la brutta ricezione di Dionisio Di Pasquale. Ancora Laganà al servizio, ancora forte Su Vitanza che tiene, assenza alza per Dionisio Di Pasquale che manda la palla di là. Primo intervento del nostro libero Laganà, tocco del muro, assenza non riesce ad indurire le dita, a irrigidire. Jolly brava in questa occasione a neutralizzare gli attacchi del Modica, anche se deboli. Subito chiama time out il coach della compagine siciliana Sgarlata con il suo assistente Borgese. Scorsa giornata che la Jolly ha vinto con un 3-2 sulla Mezia, mentre Modica ha vinto contro la Gupe Volley Battiati in casa per 3-1. Una bella vittoria per la Jolly nella scorsa giornata. Abbiamo visto un Polimeni che ha liberato tutta la sua rabbia all'ultimo punto della Jolly. E lì lunga. Out intanto il servizio di Domenico Laganà. 5-2. Corridori al servizio. Matteo Dall'Agnol, Giovanni Chillemi. Ah, Murato. No, è andata a rete. Punto Jolly. Come? Punto Jolly. Come punto Jolly? Hanno fatto invasione. Eh sì, mi sa di sì. Io l'ho vista sotto. Abbiamo visto comunque una bellissima alzata di Bellucci in questa occasione. Capitano Chillemi al servizio. Jump Assenza. sempre sì, sul libero assenza. Ah, Si tuffa. non riesce a prenderla il libero Mateus Dall'Agnol dopo il tocco del muro. Punto Modica, il terzo. Al servizio l'ex dell'incontro Dionisio Di Pasquale. Su Mateus Dall'Agnol, Bellucci. Laganà, tocco del muro, ci mette una mano Curridori ma non riesce ad intercettare. Cioè intercetta ma la palla schizza a fondo campo. Ancora Jolly, 7-3. Tocca a Nicolas Nardi al servizio per la Jolly. Ancora forte Dionisio Di Pasquale sì. tiene bene, Corridori alza, Murato, ma c'è anche Murato battaglia. Monster block per la Jolly con la coppia Aprile Limberger. 8-3. Il Modica che è orfano di alzatore, Gabriele mi diceva Dionisio Di Pasquale all'inizio della partita, l'alzatore non ricordo il nome, è andato via. Nardi ancora su assenza. Di nuovo, Murato di nuovo, Limberger. battaglia. Ancora Limberger a murare. 9-3. Sì, evidentemente la Modica sente questa assenza. No, assenza c'è. Ecco la prima battuta. Partiamo con Siamo a le battute 9-3 di- Gabriele, prima battuta. Dai.
Due battute in una frase. Nicola Senardi, Stavolta non assenza. la forza. Oh, Si è tuffato da 2 metri di altezza Nicola Senardi. Sì, ora Nardi ovviamente lascia il posto libero Mateus Dall'Agnol. 9-4. Pronto il Modica al servizio. Incatasciato al servizio Giovanni Chillemi, Bellucci, tocco del muro, incrocio, oltre al tocco del muro c'è anche l'incrocio delle righe. che bella azione per la Jolly questa. Ancora una volta Bellucci il protagonista. Giovanni Ha fatto Chillemi, una bellissima alzata, l'abbiamo visto dal replay gentilmente offerto dal regista Annalisa Gallo. Giovanni Chillemi che hai visto continua ad andare a ricevere perché Ancora Jolly, Samuele Aprile che stavolta Bellucci, pardon, che si ferma sul nastro della rete. 10-5. Modica al servizio, Chillemi ha ricevuto, Bellucci alzata all'indietro verso Limberger che viene murato, monster block di Vitanza. Modica che è venuto qui a 5 fronti con 10 giocatori. Intanto una brutta ricezione di Mateus Dall'Agnol. Quindi altro ace, stavolta di battaglia per il Modica, 10-7. Ed è proprio battaglia a riandare al servizio. Chillemi sbaglia anche lui, costretto a sistemare Mateus Dall'Agnol, fortissima la schiacciata di Laganà. Ricostruzione, pipe di Dionisio Di Pasquale, poi alzata in palleggio di Mateus Dall'Agnol, l'attacco Jolly, ricostruzione ancora una volta, pipe di Dionisio Di Pasquale, ricercato continuamente, stavolta messa a segno. 10-8. Bella azione per il Modica, abbiamo visto 2 pipe di Dionisio Di Pasquale. Ancora battaglia al servizio, ricevuta, poi fortissimo ancora una volta Domenico Laganà. 11-8. Adesso Limberger al servizio. Forza anche lui, non più di tanto, ma mette in difficoltà un po' il libero. Tocca il muro della Jolly, Bellucci ricostruisce, Laganà tocca il muro ed è un altro punto per la Jolly. 12-8 che continua a costruire molto bene le azioni. sempre Alberto Limberger al servizio. Dionisio in collaborazione con il numero 13 che ora viene murato, il numero 13 che io non ho non ho in elenco, Gabriele. Abbiamo un innominato nell'elenco che ci è stato recapitato, il 13 salta, il 14 è assenza. Limberger ancora Assenza. forte, sempre sì, su assenza. Dionisio Di Pasquale centrale, ma Stavolta viene murato. sì, non era molto convinto Dionisio, non è saltato Continua, con convinzione. Modica continua a ricercare Dionisio Di Pasquale, ma soprattutto lo continua a ricercare quando è in posizione di pipe e quindi da posto 6. Altro time out fischiato dalla formazione siciliana dal coach Scarlata sul 14-8. Intanto vi ricordo, ne approfitto di ricordarvi di andare a mettere un mi piace alla pagina Facebook delle Edicole di Pinuccio, di andare a seguire la pagina Instagram
e di continuare a leggerci sul sito www.edicoladipinuccio.it, avete tutti i link nella descrizione. (14:8), le squadre rientrano in campo. Ancora Alberto Limberger al servizio per la Jolly. Sempre su assenza. assenza. Tocco del muro questa volta su schiacciata di Battaglia, mi pare. Va al servizio per il Modica Vitanza. Chillemi. Non al meglio, Sì. Bomba di Laganà presa. Battaglia di nuovo, questa volta passa toccando il nastro, la parte bassa del nastro, la palla si impenna, supera il muro. Ha mandato in controtempo i giocatori della Jolly, sia quelli in copertura sia quelli a muro. 14:10, ancora Vitanza, tesa più che mai, tocca la spalla di Mateus Dallagnol. 14:11. Vitanza ancora per il Modica. La palla, di nuovo questo, sì. questo nastro. Laganà, tocco del muro, la palla si impenna, finisce nel quadrato delle riserve. Bravo a sfruttare le mani del muro Laganà in questa occasione con l'alzata Non al il meglio. bagger di Mateus Dallagnol. L'unica cosa che poteva fare il Laganà era il money out e l'ha trovato. Samuele Aprile in questo momento al servizio. Molto tesa. Assenza. Dionisio Di Pasquale. Passa in mezzo a 6 braccia questo attacco, quello del muro e poi quello tra Chillemi e Limberger. 15-12. Servizio Modica, jump float su Chillemi che non riesce a ricevere al meglio. Poi ancora Laganà bene. sulla Zatenbacher. Ricostruzione dopo la free ball e la Jolly la sfrutta al meglio con il solito Laganà. Non solo, ottima combinazione, il centrale Nardi ha portato in controtempo il muro, poi invece è stato servito Laganà. Laganà al servizio. Fortissima, posto 6. Dionisio Di Pasquale passa Sopra il muro di Bellucci e la spedisce dritta davanti a lui. 16-13. Ancora Chillemi a sbagliare, recupera di testa Laganà. Se la ride la Jolly perché Laganà ha ripreso il pallone con la testa. Ora possiamo rivedere il replay, eccolo qua. E poi la palla viene rispedita nel campo del Modica. 17-13. Ci ha messo la faccia Laganà. Chillemi al servizio per la Jolly, la prende all'ultimo secondo assenza. Dionisio Di Pasquale, Dionisio. attenzione, è stata ripresa. Dionisio ci riprova. Murato di nuovo, attenzione di si nuovo. scavalca Nardi. Muro. Bellucci verso Limberger, Murato, forse mani out. Mani out, sì, era fuori. Beh, bravo Bellucci a scegliere l'attacco di Limberger, anche se era un po' in difficoltà perché si stava riprendendo da una posizione in cui non era in equilibrio. 18-13. Chillemi Su Dionisio Di Pasquale. Battaglia tiene
Matteus Lagnol, c'è una doppia. Beh, non se ne vedono tante di doppie da parte di Alessandro Bellucci. Ogni tanto. Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin. Molto forte, Giovanni Chillevi tiene bene. La Ganà passa, sfiora il numero 2 Corridori. (19-14). Ancora Jolly, stavolta al servizio va Nicolas Nardi. Forza Su anche Assenza lui. che tiene questa bomba. Vitanza rimando dall'altra parte, free ball. Bene Samuele Aprile che riceve la free ball, si propone e mette giù. È andato a scuola di attacchi Samuele Aprile con, Sì, non c'era, con il suo compagno Nardi. ma aveva tutto il campo libero. Sì, meno. sì. Ha forzato l'attacco. Cambio nel Modica, esce il numero 17 Modica ed entra infatti. il numero 10 Melilli. Quindi non posso più dire servizio Modica, perché sennò sembra che va al servizio Modica. 20-14. Non possiamo dire neanche che non sta giocando Modica. Nardi ancora al servizio per la Jolly. Dionisio Di Pasquale tiene bene. Battaglia, muro di Limberger. Bravo Limberger, ancora una volta a saltare. (21-14). Ancora Nardi. Si ferma stavolta, sul nastro. dopo 2 di fila di Nardi molto forti, sempre a posto 6, la palla si ferma sul nastro. 21-15. In battuta il giovane Melilli del Modica, nuovo entrato. Jump float per lui. Giovanni Chillemi. Limberger, tocco del muro. Dionisio Di Pasquale tiene, alzata ad una mano e out. 22-15 al palla Bel gesto di 5 frondi di Corridori che aveva servito Dionisio Di Pasquale, sì, ma è uscita mano di 15 cm la palla. Jolly in questo momento in +1 a servizio il suo setter Bellucci. Battaglia, muro di nuovo. Ora, stavolta muro a 1. Muro a 1. Sì, era tutto solo Limberger. Sì, Battaglia tira dritto per dritto. 23-15. Ancora Bellucci al servizio che cambia posizione. Vedremo dove la indirizzerà. Posto 5. Poi attacco centrale, primo tempo del Modica. 23-16. Ottimo punto. Al servizio adesso va Battaglia. Battaglia tesa su Matteus Dallagnol, alzata in bugger di Bellucci, bravissimo la Ganà trova un posto vuoto tra posto 5 e 6. Otto set point a disposizione per la Jolly che fa il servizio con Limberger. Forte teso su Assenza, alzata in bugger verso Vitanza, tocco del muro, Giovanni Chillemi interviene e Giovanni Chillemi viene servito con un pallonetto
e Pappalardo tocca con la punta delle dita portando in controtempo la difesa del Modica e finisce qui. Primo set 25-16 per la Jolly Cinquefrondi. Sì. Molto compatta è stata in questo set. Vediamo. Con le idee chiare, con un Bellucci che ha smistato su tutte e tre le zone d'attacco, ma di là c'era anche un ottimo, lo voglio sottolineare, Assenza, che le ha prese quasi tutte. Le assenze? L'hanno bocciato allora. Sì. Il libero del Modica, così ci siamo? Ah, bene. Libero del Modica le ha Ma prese gioca? quasi tutte. Sì, E chi è? Assenza. E allora non gioca. L'abbiamo già fatta all'andata questa. Gabriele, vediamo cosa c'è oggi in campo con le altre partite. Abbiamo a Sant'Agata. Renato, in campo gioca in un'altra squadra. In campo sì, quella era un'altra squadra, hai ragione. Non mi ricordo quale, ma era una delle tante battute. Dicevo, Sant'Agata Libattiati incontra il Raffaele Lamezia. L'altra partita è a Catania, Ultima TV incontra Angelina Saber Palermo. Domani invece ci saranno a Cosenza Etesa Porito contro Algoritmi e a Partanna la Tonno Callipo incontrerà Atriapolli e Partanna. Poi abbiamo Conad Lamezia verso Savam Costruzione Letojanni. Sì, Conad Lamezia che la scorsa giornata ha riposato. La Jolly poteva portarsi a -3, ma così non è stato. Sì, per il risultato di 3-2 comunque è stata una partita dura. Gabriele, tu eri presente. Sì, vabbè, Raffaele Lamezia è ostico. Buono perché ha permesso lo scalino in più alla Jolly. Sì, quei 2 punti che fanno classifica ora. Sì, grazie al passo falso del Ering Pozzallo. Pozzallo, ricordiamo, ha perso al Letojanni per 3-1. Anche il Letojanni è un contendente interessante. Letojanni che con questa vittoria accorcia sulla Jolly Cinquefrondi di un punto, si trova a 31. Sulla Jolly, scusate, sull'Ering Pozzallo ha preso 3 punti e un punto sulla Jolly. Devo dire che il pubblico della Jolly ha risposto bene nonostante ci sia la Juventus. Sì, si è riempito, diciamo, all'ultimo istante, al photo finish, al fischio dell'arbitro. Sembravano tutti fuori, pronti ad entrare in campo come le squadre. Le squadre rientrano in campo dopo la fine del primo set. Quindi 1-0 di set per la Jolly, 0-0 il punteggio. Il servizio sarà del Modica con Curridori. Quindi +1 per il Modica. Non abbiamo fatto i nostri saluti, Gabriele. La signora Zito che ci segue dalla Sicilia, i nonni del nostro Alessandro Tofoli. Ora non ricordo i nomi, ce l'ha dati, erano 2 settimane fa, me le aveva date io poi. Lorenzo ed Elisabetta, se non sbaglio. Lorenzo, bravo Gabriele. Tanto Corridori, è ricominciato il gioco. Mamma. Subito un attacco maestoso di Limberger, molto veloce, scarica a terra un velocissimo pallone. 1-0 Jolly. Salutiamo anche i genitori di Dionisio che mi ha detto che ci stanno seguendo, e poi i genitori vari di Giovanni, di tutti i nostri ragazzi e quelli all'estero. Gabriele, dove sono? +1 in tutte e due le squadre. Intanto attacco centrale recuperato da Bellucci. Laganà, Muro. Primo tempo out questo. out. Sì. È out.
Sì, sì, è out. Samuele Aprile l'aveva visto dentro. Si è disperato. Troppo angolata. Uno pari. E Dionisio Di Pasquale al servizio. La forza Molto di forte, nuovo. Alberto Limberger tiene bene, la Ganà, tocco del muro, Assenza ci mette 2 mani, 4 ce ne mettono in conflitto, condominio. Sì, in conflitto. Pallone che non è uscito. La Ganà senza muro, Ah, Battaglia salta, Modica molto in ritardo, fanno un mezzo muro in 2. è una pugnalata. Lasciare la Ganà libero. La sfrutta sempre. Davvero opposto. 2-1. Limberger al servizio, ancora su Assenza. Bene Assenza, bene anche, Mamma mia. bella schiacciata di chi era? Vitanza mi pare. Non vedo il numero. Vitanza. Grandissima costruzione da parte del Letojanni in questa occasione. Letojanni gioca Gabriele domani forse. Vediamo. Letojanni, sì, va Sì, bene. Perché ho gioca detto domani a Letojanni Pianopoli. prima? Perché ho detto Letojanni? Non lo so. prima? Muro, intanto Giovanni Chillemi, la Ganà deve solo spingere. Di nuovo Vitanza che fa insaccare, ma sì. purtroppo è doppia. Sì, perché il pallone alla fine era stato recuperato, però purtroppo la palla rimane lì. E il Modica Tocco. passa in vantaggio con Però- Modica alla battuta. Dialogano i giocatori della Jolly con il secondo arbitro, ma era evidente questa doppia. 2-3. Modica al servizio. Giovanni Chillemi, la Ganà, tocco del muro, non c'è copertura in fondo, 3 pari. E qui è l'errore del Modica, che non c'è appunto la copertura Copertura in lunga. fondo. Erano tutti sotto al muro. Samuele Aprile Quindi al punto servizio. Jolly. Jump Tocco cut, sì. tocco del nastro, Vitanza solleva, Ha tentato ma non tanto. Curridori. E Curridori si tuffa. Curridori si era tuffato, ha tentato di riprendere questo pallone, ma ha peggiorato la situazione mandando il pallone ancora più dietro. 4-3. Samuele Aprile al servizio. Pipe ancora Pipe di di- Dionisio Di Pasquale. Free ball, Curridori. Battaglia si sceglie. ferma. Terzo tocco, attenzione. Free ball. Vitanza, palla spinta e out. E se l'è giocata benissimo Modica, Se l'era giocata benissimo se non fosse per questa palla fuori. Sì. Ha mandato in confusione tutto il muro della Jolly, soprattutto nell'ultima occasione. 5-3. Samuele Aprile. Ancora attesa. Assenza tiene bene, Vitanza. Copertura del Alza Bellucci. Samuele Aprile. La Ganà, si ferma sulle mani di Dionisio. (6-3). Ancora il centrale polistenese al servizio. Si ferma sì. a metà rete. Il numero 3 non piace ai giocatori della Jolly, ogni volta si fermano tutti quanti alla terza battuta di fila. Questa era la quarta stavolta, Gabriele. Quarta? 6-4. Era la quinta, 4 le ha fatte. Ah, bene. Battaglia molto tesa, Giovanni Chillemi, primo tempo, da un po' di... out. E da un Sì. po' che non viene chiamato in causa Nardi. Nicolas Nardi. Di nuovo Battaglia al servizio. Anche questa tesa ma lunga. E beh, colpisce male Battaglia, voleva mandarla
sicuramente nella zona posto 1. La Ganà al servizio, molto forte. Slash, torna la palla in campo della Jolly. Ci ha tentato. Bravissima di Pasquale qui. Ha tentato, ma Muro. Ha tentato Alessandro Bellucci di sorprendere la difesa del Modica. Si è tuffato La prima Dionisio. intenzione. Si è tuffato Dionisio Di Pasquale, ha preso questo pallone, ma la Jolly è sempre pronta con il muro. 8-5. La Ganà ancora. Lunga. Out. 8-6. Modica che adesso va al servizio con Vitanza. Molto tesa, la prende dall'Agnol, poi l'attacco di Chillemi. C'è la copertura. Dionisio Di Pasquale chiamato in Out. causa, è dentro. È out, è out. È out, è out. Abbastanza out se si vede sul replay. Va a protestare. No, era out, tranquillo. Pappalardo va a protestare. Ora ha chiesto anche di asciugare il campo. E ancora Pappalardo sotto al seggiolone dell'arbitro per parlare. L'arbitro sta rispondendo. Chiede palla toccata, quella che è stata chiamata out. Secondo Pappalardo c'era stato il tocco del muro o di... non mi sembra. È chiamato di nuovo sotto al seggiolone. Sto cercando di leggere il labiale o di sentire qualcosa. Si può ricominciare. 9-6. Chiarite le situazioni tra Pappalardo e l'arbitro. Forte È out. Chillemi, anche questa out. 2 errori consecutivi al servizio per la Jolly. Al Padabonini di 5 Frondi, proprio Pappalardo ad andare al servizio, è out. Errore risponde ad errore. 10-7. Si scambiano punti le due squadre dopo gli errori a servizio. Nicolas Nardi ora alla battuta. Fischia l'arbitro, può battere il centrale brasiliano. Assenza, tiene bene Dionisio Di Pasquale. Fortissima, fortissima sul capitano della Jolly Chillemi. 10-8, buona costruzione del Modica. Sì, senza a mura 1. Corridori al servizio. Giovanni Chillemi. La Ganà. Ha trovato lo spazio perfetto tra il numero 12 Vitanza e il libero Assenza. Buco tra i due. 11-8. La Ganà porta a casa un altro punto. Su Dionisio Di Pasquale. Battaglia. Ora Murato ancora. Ancora un altro muro della Jolly. Non si scompone. C'è il cambio. Esce Battaglia, entra il numero 7 Incatasciato. Incatasciato. Come la pasta. 12-8 al Palabonini di 5 Frondi. Più 1 in tutte e due le squadre. Bellucci quindi al servizio per la Jolly.
Assenza. Dionisio Di Pasquale, out. Non ha passato questa schiacciata, è rimasta dritta e finita. Ha chiesto time out, sì. Chiesto time out dal coach Sgarlata sul 13-8. Altro time out, il terzo dell'incontro dopo i due chiamati sempre dal coach Sgarlata nello scorso set. Vi ricordo di lasciare mi piace alla pagina Facebook dell'Edicola di Pinuccio, di andare a mettere mi piace, di seguirci sulla pagina Instagram, di continuare a seguire le notizie sul sito www.edicoladipinuccio.it, tutti i link nella descrizione. Squadre di nuovo in campo. Di nuovo Jolly, Alessandro Bellucci al servizio, palla molto flottante. Primo tempo, Jolly. lisciata, ma viene di qua. Questa volta c'è copertura lunga. La palla cade davanti. Invece non c'è copertura lunga nella Jolly. Cade davanti a Giovanni Chillemi questo pallone. Di lato. (13-9). Di Pasquale al servizio. Molto forte. Riesce a ricucire. E punto. Eppure punto. Limberger tira questo angolino dove non c'era nessuno. Sì, l'abbiamo rivisto anche nel replay, all'incrocio quasi delle linee. 14-9. Di Pasquale ha tentato Curridori a prendere questo pallone, non ce l'ha fatta. Sì, bastava andare un passo più avanti e andare in bagger per Gabriele. Vediamo. C'è il cambio, esce Di Pasquale, entra il numero 18 che dormiente. Prima era in panchina, infatti era dormiente. Giovanissimo mi sa, dal volto. Potrebbe essere 2000? Classe 2000? Una cellula dormiente Gabriele, attenzione. Limberger si aiuta con il nastro, ma c'è la copertura di Curridori. Incatasciato. Bene Matteo Dallagnol che come libero. Bravissima la Jolly a ricostruire subito. Ottimo recupero di Mateus Dallagnol. Buono l'attacco. Ottimo punto. 16-9. Altro time out richiesto dal Modica. Gabriele, i nostri giocatori possono ricoprire tutti i ruoli. Sì. È stato costretto a questa giornata il mister Polimeni, lo ripetiamo, di schierare come libero Mateus Dallagnol. Lo sappiamo, lui è una banda. Sì, confermato anche Alberto Limberger al posto di Bonati. Matteo Bonati è ancora in panchina. Comunque informazioni, dormiente è classe 2001, quindi è come il nostro caro Varamo che è in panchina. Giacomino, Limberger pronto sul 16-9. eccolo, è entrato. Bravo. Prima palla, è out, non l'ha toccata nessuno. Dormiente ha ben ricevuto Gabriele. Sì, ha fatto una bella ricezione Dormiente. Limberger ancora. Sempre forte, Eccolo, sempre Dormiente. su Dormiente, ancora una volta bravo.
Incatasciato, si è incatasciato da solo. Sì. Sì. Una palla facile da mandare di là. Cambio. Rientra e ritorna in panchina dormiente. Era stato bravo nelle sue ricezioni. Sì, le sue 2 ricezioni. Su Limberger. Esce incatasciato, rientra Battaglia. No. Stop, non si può. No, ha annullato il cambio perché evidentemente non può. Modica. C'è stato già l'altro cambio. Dormiente di Pasquale. Bene, ma non benissimo. Può riprendere il gioco, Limberger al servizio, ancora forte, stavolta su assenza, l'attacco del Modica. Invasione Sì, di Aprile. Samuele Aprile. 18-10, tocca la rete, il muro 5 frondese. Modica al servizio. Opla. Sì, ci sta. Trattenuta. Sì, ci sta. 2 errori consecutivi per la Jolly. Sì. Giovanni Chillemi si è dimenticato il vecchio ruolo. Questa volta era più alta la palla. Murato. Non sappiamo cosa è successo, erano in 3 sulla palla. Sì, invasione del numero 8. Non c'è il numero 8. Allora numero 9. Invasione di Pappalardo a muro. Perché il secondo arbitro fa gesto con la mano. Non l'ho visto, io avevo già segnato il punto al Modica. Quindi 5 per 4 va 9, numero 9. Dionisio Di Pasquale si inginocchia. Vitanza. Dall'altra parte si ricostruisce la Ganà. Muro. E non c'è copertura lunga dalla parte in posto 5. Sì, la Jolly era sbilanciata in avanti. Ed inoltre non era ben piazzata sul lato sinistro del campo. 19-12. Sempre su Giovanni Chillemi, primo tempo. Stato preso un primo tempo di Nardi. Cosa strana. Mani fuori. Asta. Tocca anche dell'asta. Sì, Nardi è stato intercettato. Esattamente, curiosità di questo match. Il caro Nicolas Nardi, il centrale, con i suoi 2 metri. La Ganà al servizio. Ricevisione lunga. Con Vitanza, Dionisio Di Pasquale che lascia sfilare. Gli cade davanti agli occhi all'ex dell'incontro. 21-12. Vitanza, Dionisio assenza, la ricezione della Jolly, del Modica. Chiamata formazione da Pappalardo. Tutto ok. Adesso ancora Mimmo Laganà al servizio. Bene, Vitanza incatasciato, senza muro, Laganà out. Stavolta parte un Terraria. È strano anche che Laganà sbaglia questi attacchi. Ha colpito male il pallone. 21-13. Vitanza al servizio. Di nuovo questa volta intercettato di testa. Dionisio Di Pasquale con la Zatenbacher. Tiene bene Matteus Dallagnol. Giovanni Chillemi, mani out. Bravissima la Jolly. Soprattutto bravo Matteus Dallagnol a tenere questa grandissima schiacciata di Dionisio Di Pasquale. Non era facile da prendere.
22-13. Coraggiolli, attacco di Dionisio Di Pasquale, la palla rimane lì, viene recuperata da Bellucci con il piede, poi Laganà la rimette nel campo del Modica, si ricompone intanto la Jolly, ancora Dionisio Di Pasquale che viene murato da Alessandro Bellucci. Mamma mia che azione che abbiamo visto, con una Jolly che ha recuperato un grandissimo pallone con il suo alzatore, poi è lo stesso Bellucci ad andare a muro nell'azione successiva. 23-13. Laganà ancora, e stavolta la palla si ferma sul nastro. 23-14, torna a -9 il Modica. Pappalardo, non ci siamo messi d'accordo con Renato. È out. Ripeto, non ci stiamo mettendo d'accordo con Renato a dire. Siamo partiti all'unisono. 24-14, 10 set point per la Jolly che adesso va al servizio con Nardi. Si ferma sul nastro. Curridori al servizio, quindi +1 per il Modica. Giovanni Chillemi, primo tempo di Samuel Aprile. Bello, bello, mi è piaciuto, molto veloce questo primo tempo, una palla molto tesa, serve Samuel Aprile, grande Alessandro Bellucci, sempre più protagonista in questo set. 25-15 il secondo set, mentre il primo era finito 25, aiutami Renato, 25-16 se non mi sbaglio. 25-16. Sì. Quindi 2-0 di set per la Jolly. Ci risentiamo tra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta dal Palaponini di Cinquefrondi. 2-0 di set per la Jolly. Innanzitutto il coach del Modica non è Scarlata, da come ci avevo scritto nei fogli, ma è Benassi. Chiediamo scusa, non ci avevamo scritto così sul foglio. Squadre di nuovo in campo per la Jolly, nessuna novità, sempre solito 6 con Limberger che parte al servizio, Matteus Dalagno libero, Bellucci a posto 6, poi avanti Laganà, Aprile e Chillemi, mentre Modica non parte con il libero, però parte con il solito 6,
nessun cambio. Quindi Curritori, Battaglia, Pappalardo, Di Pasquale, Vitanza e Modica. (2-0). L'arbitro ha il braccio pronto, tutto è pronto. Limberger, Dionisio Di Pasquale. Primo tempo è out di sì. Modica. Colpisce malissimo il centrale del Modica. La palla che va out. Subito punto per la Jolly, 1-0. Limberger ancora. Su Dionisio Di Pasquale. Primo tempo di nuovo, ci riprovano. La palla che torna nel campo del Modica, ma c'è Samuele Aprile a fare buona guardia sulla rete. Ferma il tentativo di attacco di Battaglia, che continua a essere murato, non riesce nelle schiacciate questo giovane, anche lui è giovanissimo, Gabriele. Sì. Stavolta Limberger sbaglia, la palla che si ferma al centro della rete. 2-1. Quindi Modica al servizio con numero 7, se non mi sbaglio, Teus Dallagnol, ma c'è un problema. Formazione. Due pari. La Jolly adesso controlla, tutto ok, si può ricominciare. Teus Dallagnol riceve, poi Lagana attacca, tocca il muro, tocca pure Dionisio Di Pasquale, ma non riesce a tenere questo pallone in gioco per la sua squadra. 3-2. Modica che ha un obiettivo ben chiaro, si vuole salvare. Sì, purtroppo il Modica naviga in bassa classifica. 3-2 al Pallabonini di 5 fronti. Samuele Aprile molto tesa, attacco centrale con il numero 9 Pappalardo messo a segno. 3 pari. Battaglia al servizio. Matteo Dallagnol, Giovanni Chillemi servito. Dionisio fa buona guardia. Attenzione, si è tuffato il nostro alzatore e di nuovo beffato per 2 volte dal pallonetto nello stesso punto. Bellucci non è riuscito nel secondo attacco del Modica a riprendere questo pallonetto. Giovanni Chillemi, primo tempo di Nardi, ma è di nuovo Nardi lo stanno prendendo sempre. Sì, cosa strana. Bellucci, vediamo, stavolta sceglie Lagana. Lagana che è in campo. Stanno prendendo sempre Nardi, ma Lagana non lo prendono più. Nardi però in maniera sempre fortunosa, di testa. Sono già stati diversi interventi di testa, Gabriele. Sì. Deve allargare un pochino la schiacciata, schiaccia troppo sotto rete. Sì, però appunto il Modica deve prendere le misure anche alla Lagana se vuole fermarlo. 4 pari, ace di Domenico Lagana. Sì, Vitanza non riesce a trattenere questa bomba. 5-4. Ancora Jolly, sempre con il suo opposto Lagana, stavolta viene ricevuta, poi l'attacco, ma non Bellucci specifica, non l'ha toccata. No, è andata direttamente a rete. Sì. Infatti l'arbitro non è riuscito doppia. Vitanza. L'arbitro chiama doppia, infatti. Sì, perché nel rimbalzo è arrivato addosso. Vitanza l'ha ripresa, sì. Ancora Domenico Lagana.
Eh sì, stavolta colpisce proprio male il pallone. Prende anche la parte bassa della rete. 6-5. Tanto riprende il gioco. Attacco di Lagana. Otto 5. Ancora Jolly che va al servizio con il capitano Chillemi. Assenza, sta andando bene. Tentato il primo tempo, recuperato dall'altra parte. Free ball. Allunga Bellucci. Bravissimo. Sì, però male questa free ball, questa alzata di Nicolas Nardi. Ha costretto Bellucci ad allungare la palla, per fortuna arriva in tuffo giocatore del sì, era l'unica Modica. cosa che poteva fare, intanto si asciuga il campo nel Modica. Tutto pronto. Chillemi al servizio ancora. È lunga. Sì, sceglie la battuta forzata, ma va out. 9-6. Pappalardo al servizio su Mateus Dallagnol. Poi Limberger. Oltre è invasione, ma comunque Sì, se non sbaglio c'è stata anche invasione. Curritori, sì, ha toccato la rete. 10-6. È pronto un cambio. Esce Modica ed entra Melilli. Sì, quindi cambio di centrali nel Modica. La formazione anche a posto. 10-6. Nardi al servizio per la Jolly. Ricevuta bene. Attacco centrale subito. Si fa sentire Melilli. Dieci, 7. Curritori al servizio. Mateus Dallagnol. Ancora Bellucci, la palla torna nel campo della Jolly. Attenzione che c'è recuperata. Attenzione. Bravi. Mamma mia. Ancora Bellucci, Limberger viene murato, ma c'è sempre assenza. Poi muro Jolly. Tenta la palla spinta Dionisio Di Pasquale. Dopo questo scambio, questi recuperi bellissimo del Modica a tutto campo. Ci stanno regalando, non concretizzano, parecchie emozioni in queste azioni le due squadre. 11-7 in questo momento. Abbiamo visto dei bellissimi recuperi. Bellucci al servizio. Assenza Dionisio Di Pasquale, di nuovo murato. Stavolta la recupera. Battaglia rimanda di qua. Chillemi. Lagana. Tocco anche mamma mia. C'è anche invasione, tocco della rete. Ma che cosa aveva fatto Lagana? Un siluro ha tirato. E tra l'altro è stato bellissimo pure l'appoggio
che Chillemi ha dato al palleggiatore, a Bellucci. Sì. Preciso. Ora Chillemi sta giocando a tutto campo, Sì. sta facendo Cambio il nel libero. Modica, esce Battaglia. Chi è entrato? Incatasciato? Sì. Mentre la Jolly si prepara in P1. Bellucci al servizio. Ancora tesa su Dionisio Di Pasquale. Nuovo Nuovo Jolly. Vediamo ricostruzione del Modica. Attacca Dionisio Di Pasquale, ma c'è Bellucci. Azenbacher, sì. e out, Out. peccato. Aveva alzato in bagger il libero Mateus Dagliagnol. Lagana stavolta vuole chiudere sul fondo questa palla, ma va troppo sul fondo. Lunga, tanto Dionisio Di Pasquale è al servizio per il Modica. Bella, Forte. recupera. Mateus Dagliagnol bravo a recuperare e quindi free ball. Palla spinta, viene recuperata, c'è la copertura. Poi Limberger attacca, tocca il muro e manda Assenza in controtempo. 13-8, altro punto di Alberto Limberger. Time out Modica. Sul 13-8. Le squadre rientrano in campo. Limberger al servizio. Assenza, riceve bene. Murato dall'altra parte, il numero 7 incatasciato. Quindi ancora Jolly. 14-8. Limberger ancora. Su Dionisio Di Pasquale, ma angola troppo. Out. Dionisio Di Pasquale lascia sfilare. 14-9. Fair play tra Mister Polimeni e il secondo arbitro. Si danno la mano. 14-9. Melilli al servizio. Su Mateus Dallagnolo, riceve bene. Giovanni Chillemi, mura out. 15-9. Mateus Dallagnol esce per fare spazio a Samuele Aprile. Libero per centrale. Jump float di Aprile. Ricevuta, alzata ad una mano in pugno. Pipe di Limberger. Peccato è out. Peccato Sì. che è out, no, Out. chiedono il tocco. Out ed era un po' pure indeciso il primo arbitro. Sul tocco. Sì, Gaetano aveva la mano bella, Polimeni poi ha l'ha detto- confermato. ha confermato l'out. Il primo arbitro ha indicato a 15-10. Bellucci. Mateus Dallagnol non al meglio, sistema la Ganà, però Chillemi è costretto alla free ball. Ricostruisce il Modica, c'è la copertura, ma c'è pure la slash di Mateus Dallagnol. Pipe di Dionisio Di Pasquale, non si copertura passa. di Assenza. Vitanza. Nardi Nardi, stavolta sì. alza bene, attenzione. Oh! Oh! Non si passa più di là. Ancora il Ora muro. al muro. Ricostruzione del Modica. Poi l'attacco. Mamma mia che lancio di Bellucci.
Ancora Muroc, ancora Bellucci a coprire. Laganà è out, peccato questo lungo scambio. Bravissimi, bravissimi tutti, sia dalla parte del Modica sia dalla parte della Jolly. Abbiamo visto ancora una volta delle belle azioni. 15-11, stranamente la Jolly chiama formazione, si vuole riposare un po' dopo questi lunghi scambi. Tutto ok, si può ricominciare. Servizio del Modica che si ferma sul nastro, sbaglia, incatasciato, regala un altro punto alla Jolly, il 16°. Adesso Jolly che va al servizio con il suo opposto Laganà, mentre Modica si dispone in ancora formazione chiesta da Chillemi, in ricezione lunga con Vitanza, Di Pasquale e Assenza. Laganà è pronto, forza ancora ma tocca il nastro, doppia dell'alzatore Curritori. Jolly che aumenta il suo vantaggio, 17-11, l'abbiamo rivista anche nel replay, la rotazione della palla. Eccolo qua, Laganà, Dionisio Di Pasquale, sempre sul Di Pasquale, ace, non raggiunge Curritori, manda la palla contro l'arbitro. altro ace di Laganà, 18-11. Altro time out chiesto da Modica. Tutti i time out chiamati fino ad ora sono stati tutti del Modica e sono stati usati tutti e due in tutti e tre i set. (18-11) al Palabonini di Cinque Frondi. Siamo in diretta, sono le 19:11. Le squadre che rientrano in campo. Laganà al servizio. Out. E stavolta sì, si ferma sul fondo il servizio di Mimmo Laganà. (18-12). Out, mamma mia, che erroraccio da parte di Vitanza. Cerca una palla float ma va abbondantemente sul fondo. Sì, non scende, si impenna. 19-12. Giovanni Chillemi al servizio. Forte anche lui, sempre su Assenza. Dionisio Di Pasquale out. Non c'è tocco. E beh, sta sbagliando assai il Modica. 20-12. Ottima giocata. Sì, beffato Alberto Limberger che era andato a muro ma non è riuscito a intercettare questa palla dell'alzatore del Modica. Sì, è Curritori. passata. Matteo Sodallagnol, primo tempo questa volta. Oh, eccolo! No, non arriva in tempo. Eccolo. Pappalardo era lì. Dopo la battuta rientrava ma non è riuscito a beccare la schiacciata del nostro centrale. Si è sbloccato Nicolas Nardi, finalmente torna al punto. 21-13 ed è lui ad andare al servizio.
molto forte. Lascia sfilare out. Dionisio, esce. Ace. No, era out. Era out questo. Era out. Vediamo se ce l'abbiamo nel replay. Non so nemmeno io se l'ho presa con la telecamera. Vediamo. Dubbio. Dubbio? È Appizzicato? sembrato più fuori che dentro, però diciamo che più o Se era meno più sulla fuori linea. che dentro, appizzicato o non appizzicato? Sulla linea. 22-13. Vabbè, Nicolas Nardi non al è che la servizio. cosa cambi di molto. Ancora forte. La Bene. palla che non tocca il soffitto. Primo tempo si insacca. Qua se l'è costruita bene il Modica con questa buona ricezione. Ha permesso un buon attacco. Curridori al servizio. 22-14. Matteo Salagnol. La Ganà out. Beh, era troppo lontana questa palla. Sì. Presta in panchina, cerca di incitare i suoi ragazzi di non perdere la concentrazione. L'uomo spogliatoio per Sì, la Andrea, anche durante gli allenamenti è un Rino Gattuso della pallavolo. Sì. 23 i punti della Jolly con questo errore al servizio del Modica. Ora è la Jolly che va al servizio con Bellucci e sbaglia anche lui. Gli errori al servizio per la Jolly non mancano mai, si fanno sentire in ogni partita. 23-16. Dionisio Di Pasquale al servizio, in ricezione lunga la Jolly sulla battuta di Dionisio, che di solito è molto profonda, e questa volta si ferma anche sulla rete. 7 match point per la Jolly. 24-16. Il pubblico si prepara a scendere davanti alle sbarre. C'è Limberger al servizio, out però, quindi è già un match point sprecato. Sì, io ero coperto completamente dal pubblico. 24-17. Si fa sentire il pubblico della Jolly. Melilli al servizio, Matteo Salagnol, la Ganà, tocco del muro e finisce mani fuori. 25-17. Testa a Pozzallo. Testa a Pozzallo, Renato. Sì. Intanto vado, vediamo se riusciamo a fare qualche intervista. Io vengo sopra. Francesco Bonini con Alberto, col figlio di Alberto, sì, è figlio di Alberto Limberger. Saluta i nonni in Brasile. Prova? Sì, Gabriele, ci sei, vai. Che i giocatori si facciano la foto a diritto.
quella post vittoria. Eccoli là i ragazzi che stanno festeggiando la vittoria con la testa a Pozzallo. Sì, si sta organizzando un pullman per seguire la C'è squadra anche Pozzallo. il piccolo di Limberger in braccio appunto al brasiliano Alberto Limberger. Sta venendo ai microfoni dell'EDP il mister Antonio Polimeni. Ciao mister. Una bella vittoria della Jolly, molto compatta, non ha perso la testa. Ora la testa deve andare a Pozzallo. Deve andare a Pozzallo solo perché è la prossima partita, non per altro. Noi la stessa attenzione che abbiamo prestato al Modica questa settimana, alla Mezzia la scorsa, Cupera 2 settimane fa, presteremo a Pozzallo. Non un qualcosa in più, non un qualcosa in meno, perché la nostra attenzione è sempre massimale al di là degli avversari che abbiamo davanti. Sappiamo che abbiamo una squadra di caratura che ovviamente sta sotto di noi in posizione in classifica, ma sappiamo anche che hanno dei potenziali importanti e probabilmente è stata anche una squadra costruita per raggiungere i playoff. Non avremo nessun timore referenziale perché noi abbiamo la fortuna di trattare tutti allo stesso modo e quindi quando hai la fortuna di trattare tutti allo stesso modo ti viene più facile anche scendere in campo, a prescindere se sia a Pozzallo, se sia a Vibo Valentia. La prestazione di Matteo Salagnol in veste da libero. Ma io ho la fortuna di avere due bande che possono fare anche in prospettiva futura qualcosa di importante in questo ruolo. Ho Bonati che comunque sta migliorando radicalmente in questo ruolo e sta acquistando sicurezza importante anche in ricezione. E ho Limberger che non è un ricettore puro come non lo è Anthony, però stiamo lavorando affinché possiamo raggiungere degli equilibri individuali di squadra che ci permettono, come in questo momento, cambiando le pedine, ottenendo sempre lo stesso risultato. Ci aspetteremo una sorpresa, secondo me Chillemi alzatore ci possa... Chillemi è un ragazzo straordinario, fuori e dentro dal campo. Chillemi ipoteticamente potrebbe giocare in qualsiasi ruolo gli venga attribuito perché sa stare in un campo di pallavolo. Sono 81 metri quadri, ma è come se fossero i 160 metri di quadra sua, quindi va benissimo così. Grazie mister. No, vediamo se riesco a rintracciare l'opposto Domenico Laganà. Arriva, si sta sistemando le scarpe. Allora siamo qui con l'opposto della Jolly, Domenico Laganà. Domenico, anche oggi una bella prestazione. Come giudichi la prestazione della squadra di oggi? Beh, diciamo che con qualche piccolo acciacco comunque siamo riusciti lo stesso davanti al nostro davanti al nostro pubblico a interpretare una bella pallavolo. Adesso ci aspetta una settimana di fuoco e speriamo bene. Grazie Domenico, in bocca al lupo per Pozzallo. Poi vediamo, intervistiamo qualcun altro, dai. A Chillemi. Chillemi? Vieni. Giovanni Chillemi. Capitano Chillemi. Ciao. Tornato nella posizione iniziale, ha detto il mister poco fa che potresti ricoprire qualsiasi ruolo nella pallavolo. In realtà ora mi manca solamente fare il palleggiatore e il centrale, però c'è ancora tempo per testare questi nuovi ruoli, vedremo in futuro. È stato bello ritornare a fare il mio ruolo naturale, diciamo, perché non che mi mancava, però nel senso mi fa sempre piacere schiacciare la palla. Però è stato bello perché abbiamo vinto, comunque abbiamo giocato tutti bene. Ora adesso la prossima settimana sarà una bella partita importante in vista una partita diciamo playoff.
da capitano, come vorresti caricare la squadra per Pozzallo? Ma semplicemente dicendo che, come dice il mister, cercando di fare tutte le partite fuori casa come se fossero dentro casa nostra, così come abbiamo fatto contro la Cupe, così come abbiamo fatto in parte contro il Lamezia, che siamo stati bravi a recuperare una partita che si stava mettendo davvero male. Grazie Chillemi, possiamo salutarvi qui, mandiamo l'appuntamento alla prossima settimana con il big match Pozzallo contro Jolly. Vi ringraziamo ancora, una buona serata a tutti quanti. Arrivederci a tutti, arrivederci a sabato prossimo alle 18 da Pozzallo, arrivederci.